Avrei da dire all'inizio, a volte ritornano, ma quando sei mai mancato, Stefano Urgeghe? E in itinere è stato presentato alla stampa il trofeo Guido Sieni Judo Cup. Che soddisfazione! Soddisfazione perché comunque continua un discorso iniziato 5 anni fa e praticamente stiamo andando avanti con altre soddisfazioni, con altre presenze, quest'anno con il riconoscimento della federazione del Trofeo Italia per quanto riguarda gli esordienti e con la partecipazione in ritiro tra l'altro prima di un campionato europeo della nazionale italiana cadetti, quindi questo è già un grosso passo avanti. La data è già fissata, ci sarà da fare squadra come al solito, perché? Perché arriveranno davvero tanti giovani promesse dello judo nazionale e non solo. Sì, ripeto, considerando che la domenica il Trofeo Italia è quasi una tappa obbligatoria per le società sportive italiane, in quanto vengono qui per fare punteggio ranking e di conseguenza prendere una qualificazione di diritto ai campionati italiani. Quindi, e poi per quanto riguarda la gara del sabato, quella dei cadetti, dovremo avere anche la presenza della nazionale italiana per quelli che chiaramente non faranno i campionati europei e poi con qualche squadra della Moldavia e dall'Inghilterra per adesso. Sono previste altre presenze, però lo sai benissimo che i nostri trasporti sono il neo difficile da superare soprattutto. Ultimissima domanda, ti stai preparando a fare qualche altro salto per qualche altro Dan o no? No, adesso diciamo che questo il sesto è fresco, quindi non pensiamo, se no mi vuoi far già invecchiare di altri 10 anni, lasciamo perdere, per il momento pensiamo a far crescere i ragazzi, non i Dan.